Giorno del bilancio in comune, quindi un passaggio assolutamente importante per stabilire come andrà la città. Il bilancio di previsione ha un po' una caratteristica che rientrano cose che erano sparite, insomma un po' diciamo carsico, altra cosa si entra nel discorso libro dei sogni per alcuni progetti, ma tutto questo è nella norma dei bilanci di previsione perché è una delle caratteristiche del bilancio di previsione che potrà essere completamente cambiato tra soli 3 mesi. Ora il sindaco di Bassano, Elena Pavan, è arrivata al suo primo bilancio di previsione e assicura di aver svolto, assieme al vice sindaco Marin, un lavoro di trasparenza che si troverà sul sito del comune a disposizione dei cittadini. Dalle tasse il comune entrano 22 milioni, soprattutto dall'IMU, poi oltre 9 milioni da altre fonti, tra cui 1.250.000 da multe e 1,5 milioni dai parcheggi, a fronte di 37 milioni di spese correnti, un quarto per gli uffici e il personale. Quanto resta da investire? Non molto, 5 milioni e 300.000. Investimenti su progetti che erano già scomparsi e poi riapparsi, come i campi sportivi del quartiere Pre, o interventi ancora nel libro dei sogni, come l'ascensore da Prato Santa Caterina al centro, di cui non si conosce neppure il progetto e che, assieme ad altri, difficilmente vedranno la luce nel 2020. Poi 200.000 euro in manutenzione del centro, 100.000 per le facciate, sempre del centro, una cosa vecchia, e 50.000 per le caldaie. E un grosso problema che in pochi anni andranno a casa 80-90 dipendenti in pensione su 260. Una pianta organica che nei prossimi anni conoscerà un ricambio molto importante, quasi del 40%. È quindi aperta la necessità di riorganizzare l'intera macchina amministrativa tenendo conto anche di questa problematica. Tradotto dal politichese, i dipendenti comunali saranno meno perché l'amministrazione non rimpiazzerà tutti i pensionamenti. E poi c'è un altro punto, la finanziaria al fotofinish potrebbe cambiare le carte in tavola sulle imposte comunali e quindi bisognerebbe rimetterci mano.